55esimo Giro internazionale della regione Friuli Venezia Giulia, ed ecco quindi le immagini delle tappe che vi andiamo a raccontare di questo Giro internazionale riservato alle categorie Elite Under 23. Partenza da Martignacco, dal centro commerciale Città Fiera, appunto qui con il secondo centro più grande d'Italia, con tantissimi esponenti del ciclismo presenti alla partenza, allo start in pedana, per una splendida cronosquadra che apre di fatto questo giro. Ecco qui Davide Cassani, come vedete il nostro commissario tecnico nazionale, Daniele Pontoni che ha percorso questo giro, Cristian Murro e la Libertas Ceresetto con il presidente in prima linea. Parte in questo momento il 55esimo Giro internazionale della regione Friuli Venezia Giulia con il gruppo sportivo Magnificio LB. A raccontarvi la tappa e le altre tre del Giro della regione Friuli Venezia Giulia il sottoscritto Leonardo Metalli e Delia Battistini. Un saluto a tutti gli appassionati di ciclismo, è un piacere per me essere qui a raccontarvi queste 4 giornate all'insegna dello sport. E intanto che siamo al susseguirsi delle partenze, il CCC Development Team prende il via in questo frangente e allora intanto con Elia appunto andiamo a vedere un pochettino quanti sono i partenti totale e andiamo a vedere anche un pochettino le biciclette che sono utilizzate in questa cronometro a squadre d'apertura della lunghezza di 16 km e 100 metri. Qui nelle immagini vediamo la CCC, squadra satellite della World Tour col medesimo nome, e gli atleti hanno delle Giant, delle bici da cronometro con ruota lenticolare al posteriore, e squadre che vedono al via un massimo di 5 corridori con una bellissima start list con squadre continental italiane ed estere tra le migliori nel panorama internazionale. E gli atleti al via sono 165 e adesso con le immagini siamo all'arrivo di una delle prime squadre. La prima formazione che ha preso lo start, il gruppo sportivo Magnificio LB, ferma il cronometro su 21 minuti e 27 secondi. Questo è il tempo fatto registrare dalla prima formazione che abbiamo visto partire. Poi abbiamo il Velo Racing Palazzango, il PPM Porto Sant'Elpidio e intanto qui proprio la CCC, eccola che arriva e fa segnare 20 minuti 11 secondi, segnando il miglior tempo fino a questo momento. Enzo Cainero intanto raggiunge appunto anche la linea dello start. Enzo Cainero, per chi non lo sapesse, è lo scopritore delle tappe friulane del Giro d'Italia. Casillo Maserati ora allo start. Squadra emiliana guidata da Matteo Provini, squadra che quest'anno sta ottenendo buonissimi risultati da tutto l'organico della squadra. E intanto appunto vediamo queste prime immagini per la Casillo Maserati che appunto adesso vediamo impegnata nella propria prova. Casillo Maserati che vede al via Yuri Colonna, Filippo Tagliani, Andrea Cazzotti, Simone Piccolo e Marco Murgano. Tutti 5 corridori che si sono ben distinti, classe 96, 97, 98, 95 invece il più esperto invece è Filippo Tagliani. Intanto appunto eccoci con l'arrivo della Casillo Maserati che fa segnare anche loro un buon tempo, 20 minuti e 10 secondi, un secondo di meno del CCC Development Team ed è il miglior tempo fino a questo momento. Parte ora un'altra delle formazioni più attese quest'oggi, la Dimension Data for Kubeka. Formazione che vede al via Connor Brown, Luca Mozzato, Samuel Mugisha, Matteo Sobrero e Natal Oxbit Tesfazion. Classe 99 questo atleta eritreo, e poi abbiamo l'italiano Matteo Sobrero, campione italiano a cronometro proprio quest'anno, che ha preso anche recentemente il via poi ai campionati europei che si sono disputate, che hanno visto la nostra Italia Elite Under 23 veramente al top con una splendida vittoria.
Sì, voglio sottolineare, questa è una manifestazione che vede al via sia corridori under 23 e corridori elite, quindi comprende una fascia di età davvero ampia perché i più giovani sono classe 2000, i più, tra virgolette, anziani arrivano ad avere anche 27 anni. E quindi c'è modo di mettersi alla prova veramente con diverse fasce di età. E ora in pedana si sta schierando un'altra delle formazioni più attese, la Chambéry Cyclisme Formation, con Clément Champoussin, Ken Canter, Thomas Delphis, Matteo Jorgenson, Paul Lapeira, che appunto vanno dai numeri dorsali 141 al 145, prendono lo start alle 18:56, la Chambéry Cyclisme Formation, appunto, con gli atleti che sono veramente molto attesi. Matteo Jorgenson poi è uno, si è fatto già ben sentire in Italia nelle nostre corse, e chissà cosa ci regalerà la Chambéry Cyclisme Formation, che vedete con una maglia particolare perché è quella della AG Desert La Mondiale. Sì, è una squadra satellite francese davvero organizzata, con esperienza nel World Tour, quindi saprà bene come gestire le energie per queste 4 giornate che si prevedono davvero emozionanti. E intanto quindi appunto stiamo seguendo la prova della Chambéry Cyclisme Formation con appunto i 16 km e 100 metri da percorrere, con appunto tantissimi, poi sono le altre formazioni che devono prendere il via e tante sono le nazionali che sono presenti. E intanto ecco qui che il turno della Chambéry Cyclisme Formation all'arrivo fa segnare 19 minuti e 41 secondi, balza come miglior tempo, primo tempo per la Chambéry. Penultima squadra al via, si tratta ora della Leopard Pro Cycling. In questo frangente Christian Murro, intanto ex prof, è colui che ha disegnato questa 55esima edizione del Giro Internazionale della regione Friuli Venezia Giulia, che appunto sta continuando a visionare tutte le operazioni pre-gara, e ci tiene particolarmente ovviamente che tutto vada nel migliore dei modi per la Libertas Ceresetto, che dopo 2 anni di assenza l'anno scorso, nel 2018, con la 54esima edizione, ha fatto ritornare questo giro internazionale riservato alla categoria Elite Under 23, e lo ha fatto alla grande, perché l'anno scorso da questo giro ne è uscito un gran nome. Sì, ricordiamo il vincitore della scorsa edizione, Tadej Pogacar, che adesso lo vediamo correre con la UAE, protagonista alla Vuelta di questa edizione. E ora è il turno del Cycling Team Friuli, con uno degli uomini più di rivelazione, anzi ci permettiamo di dire, di quest'anno, Giovanni Aleotti, che vedete in questo momento in prima posizione del trenino zebrato bianco-nero del Cycling in Friuli, l'ultima formazione a prendere il via, assieme a Nicola Vecchierutti, Mattia Bains, Jonathan Milan, Matteo Donega. Giovanni Aleotti, veramente un grandissimo nome, perché quest'anno Ferrarese, Emiliano Romagnolo, ha ottenuto splendide vittorie, ma un secondo posto di grande prestigio. Sì, grandissimo protagonista al Tour de l'Avenir, corsa francese, possiamo dire il Tour de France degli Under 23, lui che ha indossato la maglia gialla per diverse tappe, poi ha concluso in seconda posizione in classifica generale, quindi è una promessa per la nostra nazione, per i giro tappe. E speriamo veramente che Giovanni Aleotti possa ricavarsi il suo spazio. Intanto ha fatto segnare 19 minuti e 48 secondi, e quindi la squadra che ora vedete inquadrata è la Chambéry Cyclisme Formation, che viene premiata come la migliore nella cronometro squadra di apertura del Giro Internazionale della regione Friuli Venezia Giulia, come miglior classificata, e quindi conquistano la maglia gialla che va sulle spalle di Matteo Jorgenson per la prima tappa, premiati da Davide Cassani. Abbiamo visto anche Rino De Candido, commissario tecnico della nazionale juniores.
Friulano Doc non poteva che non essere presente. E intanto qui la consegna delle maglie. La consegna delle maglie che abbiamo visto, si tratta appunto con le Matteo Jorgensen che indossa la maglia gialla. E ora nuovamente con la nostra corsa siamo passati alla seconda tappa di partenza da Gemona del Friuli. Una splendida cartolina, quelle che sono appunto queste immagini che ci giungono e che ci mostrano le bellezze architettoniche che offre Gemona, Piazza del Ferro. Ospita le operazioni preliminari di corsa con i corridori del 55esimo Giro Internazionale della Regione Friuli Venezia Giulia, accolti veramente in grande stile dalla città di Gemona, con i figuranti, con la banda di Gemona che appunto accoglie le operazioni preliminari di corsa e dà il buongiorno alla carovana. Sì, adesso operazione di foglio firma e nel frattempo voglio ricordare anche le altre maglie che sono state assegnate, cioè la maglia di classifica punti che è sulle spalle di Alexander Krieger, Team Leopard, quella rossa dei traguardi volanti di Connor Brown, Dimension Data, e quella verde dei leader del Gran Premio della Montagna di Nicola Venchiaruti, Cycling Team Friuli. E le vediamo appunto le maglie appena che hai citato Elia, schierate allo start proprio in primissima fila. Vediamo appunto tutte quante le maglie ben pronte per ricevere il via ufficioso, per portare in sicurezza tutti quanti i corridori al di fuori del centro di Gemona del Friuli. Andiamo a vedere appunto anche che cosa attende i corridori in questa seconda tappa. Tappa di 160 km che vede due Gran Premi della Montagna di terza categoria, il primo di Interneppo e il secondo di Moruzzo, situati il primo a un'altitudine di 249 metri sul livello del mare e il secondo a 258, comunque tappa mossa nella prima parte per poi andare a spianare nei pressi di Lignano Pineta per l'arrivo. Lignano Pineta e Lignano Sabbiadoro sono praticamente la cittadina che noi tutti quanti conosciamo, tanti eventi conosciamo sul fondo sabbioso di Lignano Sabbiadoro, anche che amico del pedale, perché Lignano Sabbiadoro quest'anno ha ospitato anche una tappa del Giro d'Italia ciclocross, e quindi Friuli che è sempre protagonista in tutte le manifestazioni nazionali, internazionali del mondo delle due ruote. Hai detto giustamente i Gran Premi della Montagna di Interneppo e di Moruzzo, terza categoria, e quindi qui c'è la possibilità appunto che venga rimessa in gioco quella che è la maglia dei Gran Premi della Montagna, la maglia verde. Ricordiamo che per un traguardo un GPM di terza categoria il numero di punteggio che viene assegnato sono 5 punti per il primo classificato, 3 per il secondo, 1 punto invece per il terzo. E staremo a vedere quindi che cosa accadrà. Abbiamo detto quindi una tappa mossa nelle fasi iniziali e, a sentire a detta di molti corridori, anche molto nervosa, con il tracciato che presenta delle strettoie e poi dopo un arrivo tutto in discesa, quello verso Lignano Sabbiadoro, e quindi è lì una corsa che si prevede possa essere perfettamente gestita dalle squadre dei velocisti. Potrebbe essere un arrivo per le ruote veloci. Sì, sicuramente la prima parte sembra un po' una classica, perché tanti strappi, tanti sali-scendi, corsa nervosa, per poi nel finale tornare piatta. Ricordiamo però che le squadre hanno un massimo di 5 atleti, quindi gestibile sì, però complicata allo stesso tempo, perché 5 corridori, se non trovano l'accordo con altre squadre, non possono fare molto nei confronti di una fuga. E intanto hai parlato di fuga, e proprio adesso al chilometro 45 di gara si va a formare un drappello con Pellot e Rappo dell'AIM.
Patrick Gamper della Tirol KTM, Clément Champoussin della Chambéry Cyclisme, Grosley del team Lubiana. In questo momento quindi si va a formare un quintetto di battistrada e vediamo appunto la lavagnetta organizzativa che segna 2 minuti e 27 secondi nei confronti del grosso del pelotone. 2 maglie dell'AIM, Gamper del Tirol, Clément Champoussin della Chambéry, Grosley della Lubiana. Insomma, non sono tantissime società rappresentate, anche se già abbiamo la squadra di colui che guida la classifica generale, la maglia gialla, che ha piazzato un uomo all'interno di questo tentativo, che a questo momento a 2 minuti e 27 secondi al 45esimo chilometro di gara sta andando a lievitare con il vantaggio. Sì, ha messo un corridore in fuga e tatticamente è una buona mossa, perché permette a tutta la formazione di non tirare, quindi di mettere tutto sulle spalle delle squadre avversarie. E vorrei anche ricordare che oltre ai 2 Gran Premi della montagna abbiamo anche 2 traguardi volanti. Il primo situato al chilometro 47 di Gemona del Friuli e il secondo al chilometro 121 a Rivignano. Quindi oggi potrebbe anche cambiare la maglia dei traguardi volanti. La maglia rossa quindi riservata alla classifica dei traguardi volanti, staremo a vedere perché quindi può cambiare molto, quindi con l'assegnazione delle maglie dopo la prima tappa, ovviamente con le formazioni che sono partite a squadre nell'inseguimento. E quindi vediamo questa situazione di 5 uomini al comando che ovviamente vanno di comune accordo in queste prime fasi. Non potrebbe essere altrimenti, perché arrivare fino al 160° chilometro di corso sarebbe veramente dura. Animate queste prime fasi dai traguardi volanti di Gemona del Friuli, sede di partenza della tappa, appunto, dove i corridori vanno a ritransitarvi, e poi ovviamente quindi un primo anello diciamo così da percorrere, e poi via verso il mare. Dai monti, dalle colline friulane si va verso le località marittime, che appunto con oggi temperature perfette a percorrere, perché siamo sui 26-27 gradi, umidità sul 30%, siamo quindi nelle condizioni ideali anche per andare al mare. Sì, è un caldo secco che sicuramente è gradevole anche per i corridori, è una giornata da incorniciare e vedremo poi nelle prossime giornate se questo bel sole resisterà. Staremo a vedere. Intanto siamo prossimi al traguardo volante e vediamo appunto il portacolori del Lubiana, che col numero dorsale 94 adesso in questo frangente va a sprintare, ed è appunto Grosley che si aggiudica il traguardo volante proprio in queste fasi. Primo traguardo volante per Grosley quindi in questo frangente, e ovviamente dopo lo sfilacciamento dovuto allo sprint, nuovamente compatti in prima posizione il numero 70 in questo momento della AIM, Anthony Rappo, che vediamo tirare. Poi nell'ordine Clément Champoussin della Chambéry Cyclisme Formation. Ecco, andiamo a dare anche qualche dato, se vogliamo, quello del compagno di Rappo, Simon Pollot, che si è già ben distinto in questa stagione. Sì, non veste la maglia di campione svizzero perché è giunto secondo al campionato nazionale, e ricordiamo anche primo in classifica generale del Tour della Mirabelle. Sì, poi è arrivato secondo come miglior scalutore alla Huerta Burgos, dietro Ivan Ramiro Sosa, portacolori professionista dell'ex Team Sky, del Team Ineos. E intanto ora stiamo procedendo intanto a passi con la nostra sintesi. Siamo verso il chilometro 73, andiamo verso il Gran Premio appunto della montagna di Moruzzo, e vediamo appunto i corridori che in queste prime fasi di salita affrontano ovviamente ancora un'andatura regolare. Non c'è nessuno che
prova a prendere di sorpresa gli avversari, continuano ad andare di passo regolare. Sì, passo regolare, ottimo accordo, è l'unico modo per mettere in scacco matto il gruppo, gli atleti lo sanno, adesso magari proprio adesso per il Gran Premio della Montagna partono qualche scatto, ma sicuramente finito il Gran Premio della Montagna tutti torneranno a tirare, a dividersi le fatiche. Ed è ancora Grosley, attenzione allo sprint con Patrick Gamper, vediamo Grosley Gamper ed è Gamper che va a transitare sul Gran Premio della Montagna di Moruzzo. Patrick Gamper prende i primi 5 punti e secondo invece con 3 punti Grosley, e la sfida quindi adesso al momento è tra Gamper e Grosley per la maglia verde dei GPM. Grosley che ricordiamo si è aggiudicato la maglia rossa per i traguardi volanti e quindi adesso al momento in maniera virtuale logicamente, perché ancora abbiamo altri passaggi. Intanto qui Team Leopard nelle primissime posizioni, schierato, rimasto tagliato fuori da questa fuga. Sì, immagini sul gruppo che ha appena scollinato il Gran Premio della Montagna e si lancia in discesa, altissime velocità, vediamo gli atleti tutti in fila indiana, sintomo proprio di un'andatura molto elevata. Vediamo gruppo allungatissimo, anche un po' spiazzato per via del passaggio sul Gran Premio della Montagna. Le nostre miss che sono un qualche passo davanti alla corsa, ma ogni tanto si fermano appunto per incitare i corridori che stanno adesso procedendo verso Lignano Sabbiadoro. E qui appunto un'altra splendida veduta del passaggio della multicolore, la maglia gialla, Matteo Jorgenson. Intanto Chambéry Cyclisme attorno al suo capitano. Sì, attorno al suo capitano, scortato, comunque hanno tutta la corsa sotto controllo perché sono in qualche modo aiutati dalla fuga del loro compagno di squadra di Clément Champoussin, che li tiene al sicuro e gli dà anche delle sicurezze perché è un atleta molto forte. Vi ricordiamo, per chi non lo sapesse, anche che nella prossima stagione sarà professionista proprio con la squadra World Tour della G2R, la mondiale. E intanto vediamo appunto che in testa alla corsa un altro emiliano appartenente alla formazione della Cycling Team Friuli, la sua formazione di casa, quindi che ci tiene particolarmente a ben figurare, Matteo Donegà, che si è ben distinto soprattutto azzurro su pista, quindi uomo veloce che però adesso man mano che procedono i chilometri iniziano a preoccuparsi. Infatti adesso abbiamo visto la Casilo Maserati passare al comando perché i corridori sono oramai prossimi all'entrata dentro Lignano Sabbiadoro e il loro vantaggio è ancora vicino ai 2 minuti quando stiamo entrando nelle fasi conclusive, quindi potrebbe essere questo uno dei momenti chiave della tappa. Sì, vantaggio ancora recuperabile, l'unico problema è che davanti ci sono corridori che sanno spingere il rapporto, quindi che fanno alte andature, e dietro vedevo che le squadre tentennavano, non c'erano formazioni che prendevano in mano la situazione, quindi vedremo se riusciranno a trovare un accordo e a recuperare questo svantaggio sulla fuga. Che è ancora abbastanza importante perché 2 minuti insomma non è proprio così immediato andarli a prendere. Ovvio, se si mettono tutti quanti a cooperare, le varie società, le varie squadre dei velocisti, c'è la possibilità, però intanto sicuramente questo non è facile perché davanti sanno che dietro appunto gli ultimi chilometri sono quelli che dietro spingono di più e fanno altrettanto coloro che sono al comando. Tanto andiamo a dare qualche dato sul numero 103, Patrick Gamper, classe 97. Sì, classe 97, ricordiamo, è il campione austriaco in carica a cronometro, quindi un atleta che in pianura sa fare forti velocità, e poi ricordiamo anche vincitore al Gran Premio del Marmo a Massa Carrara. Quindi ha già potuto testare le nostre strade in terra toscana, vincitore quest'anno al Gran Premio del Marmo, quinto anche nella quarta tappa al recente Tour de l'Avenir. Corridori quindi anche che sanno poter
tenere un buon passo quando sono davanti con il vento in faccia. 2 minuti e 30 secondi il loro vantaggio. Siamo ora nel centro cittadino di Lignano Sabbiadoro. I corridori dovranno percorrere un tratto della città e poi dopo ovviamente il viale sul lungomare che è già pronto ad attendere i corridori con il tantissimo pubblico presente per i 5 uomini al comando, che vi ricordiamo quindi: Simon Pellot, Rappo dell'AIM, Patrick Gamper del Tirol KTM, Clément Champoussin della Chambéry Cyclisme Formation, Grosley del team Lubiana, che si è andato a giudicare anche il secondo traguardo volante intanto, e mentre quindi possiamo confermare a questo punto la maglia rossa per Grosley. Sì, a fine della tappa lui un obiettivo l'avrà già raggiunto. Vedremo se riuscirà anche a mettere sul mirino e a centrare la vittoria di tappa, che sicuramente gli farebbe molto piacere. Sarebbe ovviamente il coronamento di una giornata perfetta. Intanto ovviamente queste sono le immagini dall'alto poco prima dell'arrivo dei corridori. Intanto la maglia verde è in cassaforte, almeno per questa tappa, per Patrick Gamper, che ha ottenuto anche la prima posizione sul passaggio al secondo GPM di terza categoria, quindi 10 punti guadagnati. Maglia verde conquistata per questa tappa per Patrick Gamper. E ora lo sprint a 5, che quindi si potrebbe dire a 5 perché 1 minuto e 50 ancora lo svantaggio per il gruppo che sta cercando di rinvenire, però davanti scatti contro scatti. Scatti contro scatti, entriamo sul lungomare, quindi possibile vento anche laterale. Vediamo gli atleti che si stanno un po' sfilazzando, sintomo anche della stanchezza accumulata durante tutta la tappa. E vediamo appunto che sembrerebbe Rappo col numero dorsale 70 e Clément Champoussin che avevano perso qualche metro, mentre davanti Grosley, Gamper Grosley, Gamper appunto e Pelludot stanno veramente cercando di portare avanti questi attacchi e controattacchi. E vediamo appunto Anthony Rappo è entrato lui in difficoltà, mentre Clément Champoussin, che allo stesso tempo del compagno Matteo Jorgenson, ha la possibilità concreta quindi di andare a vestire la maglia gialla e quindi con 2 minuti di vantaggio insomma sul gruppo poter già mettere una bella pietra e a chiudere una situazione che potrebbe già metterlo tra i favoriti a sto punto in ottica delle prossime tappe. Sì, quindi oltre alla vittoria di tappa, nel suo obiettivo c'è anche quello di guadagnare più tempo possibile sul gruppo. Corridore molto forte in salita, e intanto siamo all'ultimo chilometro con le immagini. Bandierina rossa, Flamme Rouge degli ultimi 1000 metri con Clément Champoussin, quindi maglia gialla virtuale alla seconda tappa con l'arrivo a Lignano Sabbiadoro in ultima posizione. Mentre intanto è riuscito a rientrare Anthony Rappo, che adesso guida il drappello dei fuggitivi con Patrick Gamper, quindi Clément Champoussin, Grosley, Pelludot che sono pronti per lo sprint. Vediamo adesso si scatta e controscatta nel rettilineo d'arrivo. Qui vediamo chi ne avrà insomma per questo finale molto convulso. Volata lanciata molto lunga, già dai 300 metri corridori che hanno provato a anticipare per sicuramente quelli meno veloci, e adesso immagini frontali che ci permettono di avere una visuale, e vediamo che Grosley parte ma Gamper della Tirol lo sovrasta e vince nettamente, corridore più veloce oggi. E quindi vittoria alla seconda tappa del Giro Internazionale della Regione Friuli Venezia Giulia a Patrick Gamper, che vince quindi la tappa e prende la maglia verde dei Gran Premi della Montagna. Vediamo il grosso del pelotone messo quindi nel sacco dai fuggitivi. Vediamo adesso proprio l'arrivo in questo momento. E sesta posizione per Dusan Rajovic, Adria Mobila, a 55 secondi dal gruppo, dalla fuga. Poi Francesco Di Felice settimo, Marchiori Leonardo
Leonardo Marchiori terzo, quindi della volata del gruppo, Zalfero Mobil Desiré Fior, e quindi con 55 secondi maglia gialla a Clément Champoussin della Chambéry Cyclisme Formation. Il gruppo messo nel sacco da 5 fuggitivi, vittoria a Patrick Gamper. Te lo aspettavi, Elia? Ma vedendo l'altimetria sinceramente no, però sapevo che una fuga soprattutto con atleti di qualità avrebbe fatto far fatica sicuramente al gruppo, e oggi sono riusciti a vincerla. E quindi con la vittoria a rallenti di Patrick Gamper, ricordiamo che oltre alla maglia verde, Gamper conquista anche la maglia blu, classifica generale individuale a punti. Ricordiamo una classifica che viene messa all'arrivo, dove vengono assegnati un numero di punteggio. Ecco, intanto qui la gioia di Patrick Gamper, appunto con il suo staff che lo sta seguendo. Ricordiamo che sono poi due i Gamper che sono presenti in questa corsa. Dicevamo maglia blu a punti, dove si dà 15 punti al primo, 12 al secondo, 10 al terzo, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, poi a scalare. E quindi con 15 punti Patrick Gamper in prima posizione con la maglia blu e maglia verde, due maglie conquistate per Patrick Gamper. Intanto adesso siamo con le immagini già al giorno successivo. Siamo a Pordenone per la terza tappa di 177 km con arrivo a Gorizia. In questo momento le immagini ci mostrano cielo nuvolo per la partenza di Pordenone, la tappa più lunga di questo giro, con due Gran Premi della Montagna di prima categoria e di seconda categoria. Lungo il percorso i atleti poi incontreranno anche due traguardi volanti. E poi intanto il tempo su Pordenone però lì non mi sembra bene. Ieri siamo partiti con 27 gradi, temperatura ideale, oggi già un po' più di umidità e si vedono nuvoloni scuri all'orizzonte. Sì, dalle immagini possiamo vedere molte nuvole, i corridori che guardano in continuazione il cielo e hanno paura di prendere l'acqua, perché sicuramente nelle discese con strade bagnate, oggi che l'altimetria vede molte più saliscendi rispetto a ieri, potrebbe mettere in difficoltà i corridori meno abili nel guidare la bicicletta. È prevista pioggia, le condizioni meteo, il bollettino meteo ci dà queste info, e intanto siamo allo start dalla centralissima piazza di Pordenone. La classifica generale per la maglia gialla Pratic vede Clément Champoussin della Chambéry Cyclisme su Patrick Gamper in seconda posizione, Simon Puludo della IM Excelsior e Matteo Jorgenson perde la maglia gialla, però poi non può più che altro consolarsi che l'abbia presa però il compagno, sempre dalla Chambéry Cyclisme Formation, Clément Champoussin. Sì, comunque mantiene la quarta posizione in classifica generale e bisognerà vedere oggi come verrà gestita la corsa, se andrà via una fuga, perché ancora tutto può cambiare. E vedremo anche il meteo come cambierà le carte in gioco per oggi. E intanto splendide queste prime immagini che ci giungono dalla tappa, che ci mostrano tutto il gruppo multicolore. Ricordiamo 15 nazionalità presenti qui al 55esimo Giro Internazionale, giro della regione Friuli Venezia Giulia, che è collocato anche in un punto geografico del nostro stivale perfetto, perché è facilmente raggiungibile anche dalle altre nazionalità, che francesi, austriache, tedesche, slovene, la nazionale russa poi anche che è presente. Quindi questo è un vantaggio in più che la Libertas Ceresetto ha, appunto, per un maggior numero anche di concorrenti stranieri. Sì, sicuramente è un bel vantaggio, e vorrei anche ricordare tutti i Gran Premi della Montagna che vedremo oggi nelle nostre immagini. Abbiamo 2 Gran Premi della Montagna di prima categoria e 2 di seconda categoria. Il primo, situato a 910 metri sul livello del mare, al chilometro 76, il Gran Premio della Montagna di Porzus. Il secondo, sempre in prima categoria, situato a 592 metri sul livello del mare, al chilometro 108, ed è quello di Castelmonte.
Il terzo, che invece vedremo al chilometro 150 nelle fasi finali di corsa, è quello di San Floriano del Coglio e nuovamente, visto che avremo un circuito da ripetere 2 volte nel finale, anche il quarto sarà sempre quello di San Floriano del Coglio. E poi, ovviamente, l'arrivo lì sul confine del Friuli a Gorizia, che ricordiamo è quasi divisa in due Gorizia perché è Nova Gorica, è la parte slovena, mentre Gorizia è quella italiana. Noi rimaniamo nel nostro territorio, appunto, e con i corridori intanto siamo a queste prime fasi. Abbiamo visto alcuni trappelli che stavano cercando di sganciarsi. Nel frattempo siamo al chilometro 68 di corsa e col gruppo inseguitori iniziamo la salita al primo Gran Premio della montagna. Eccoci appunto quindi con i portacolori del Sargento Friuli nelle prime posizioni. Andiamo a vedere anche a scorgere qualche numero dorsale di coloro che sono in questo momento in fuga. Vedo il 136 tanto che va a chiudere, così andiamo anche a carrellare un pochettino. 136 Jale Duranti per il team Colpac, poi abbiamo visto Francesco Di Felice della General Store col numero 16. Invece abbiamo un rappresentante del UPM Porto Sant'Elpidio, si tratta di Raffaele Radice, poi un altro corridore in testa che non abbiamo scorto il dorsale, però era un rappresentante della IAM, già protagonista ieri con 2 atleti in fuga. E già Radio Informazioni ci dà le prime info sugli uomini al comando. Vediamo appunto adesso chiude questo passaggio il 161, vale a dire Nicola Venchiarutti, poi Francesco Di Felice della General Store, della Dimension Data, con il numero 127 Luca Mozzato, col 69 riconosciamo invece in questo momento Samuele Zoccarato della IM Excelsior, la CCC Development Team, e appunto poi il numero 158 se non erro, si tratta di Jan Mas del Leopard Pro Cycling. Questi sono i componenti al comando che vediamo in questo frangente, appunto il gruppetto inseguitore. Intanto dietro sta perdendo unità qui su questa salita, e lì è di prima categoria, di una lunghezza quasi prossima a 10 km di complessivi. Insomma, la selezione avviene da dietro. Sì, 10 km di salita cioè si fa fatica a salvarsi, qui vengono messe in gioco le abilità dei corridori, chi è più scalatore soffre meno, chi è più passista o più velocista andrà in difficoltà. Adesso siamo dietro con 2 corridori della BS Carrera a fare l'andatura, stanno provando a riprendere i fuggitivi. Intanto stanno anche riprendendo il portacolori della Gallina Coroso, che vedevamo in fuga appunto precedentemente, che sembrerebbe la sagoma di Colleoni, che è in prima posizione e sta imprimendo il forcing. Mentito, abbiamo visto la maglia bianca della Chambéry Cyclisme chiamare i compagni, perché ricordiamo intanto Mattia Weiss qui in terza posizione, è nel Rubio, li stiamo sfilacciando tutti nella Dimension Data, la maglia gialla di Clément Champoussin, Paolo Totò. Insomma, qui sta venendo la selezione già, infatti vediamo si è creato già una breccia in quello che è il gruppo, e dicevamo appunto, questa già la dice lunga su la fisionomia di questa tappa, come potrebbe andare già a cambiare le sorti delle classifiche del Giro del Friuli. Sì, è salita che vede dei tratti più ripidi, in precedenza vedevamo atleti con un 39-28, e 39-28 per molti è il rapporto più agile che hanno nel Paco Pignoni, quindi è sinonimo di pendenze superiori al 10%, pendenze che arrivano anche in alcuni tratti al 15-16%. È una salita che ricopre molto ricoperta di verde, sarebbe stato bello percorrerla con un bel sole, perché sarebbe stata presente, più gradevole con l'ombra, e i ragazzi avrebbero sofferto meno. Oggi invece il sole non c'è, quindi questo vantaggio non si sfrutta. Non ce l'hanno, non si sfrutta esattamente, e anzi dovranno stare attenti che può darsi che anche venga qualche goccia di pioggia, perché era attesa
e quindi magari se poi anche il vento sta iniziando a rinforzarsi, dovrebbe iniziare a rinforzarsi, quindi potrebbero essere anche un po' coperti da tutta questa vegetazione in salita i corridori. Sì, forcing comunque dell'ABS Carrera perché tutto il drappello è in fila indiana, adesso un tornante a destra, bello ripido, e gli atleti si alzano sui pedali, tra un po' arriveranno allo scollinamento. Sì, siamo prossimi allo scollinamento di Porzus, chilometro 73 di corsa, e ora la moto risale per darci appunto la misura dei corridori. Vediamo Paolo Totò, San Gemini, Trevigiani proprio in questo momento. Il 142 si tratta di Ken Counter della Sunbury Cyclism, e quindi vediamo appunto adesso questa situazione con la maglia gialla, sempre comunque sì lì nelle prime posizioni di Clément Champoussin. Sì, adesso con la moto risaliamo il gruppo, vediamo un gruppo che c'è una fuga che si è sfilazzata, andremo a vedere chi è rimasto in testa anche per capire chi potrà vincere il Gran Premio della Montagna. È selezione naturale praticamente su questa lunghezza, e come dicevi ovviamente qui si inizia a vedere appunto chi può almeno non vincere questo giro della regione internazionale Friuli Venezia Giulia. Stiamo adesso risalendo con la nostra moto appunto, la nostra moto di ripresa, i vari drappelli che si stanno staccando, e ora siamo sui fuggitivi, sugli uomini al comando, e ci è dato anche la dimensione di quanto sia il loro vantaggio e il loro distacco, 3-4 tornanti insomma, sulla testa della corsa. In ultima posizione 161 in questo momento. Nicola Vecchiarutti sta un po' faticando, sta cercando di tenere le ruote. Sì, sta cercando di gestirsi, vediamo che muove anche le spalle, sta faticando molto. Per lui deve soltanto sperare che il Gran Premio della Montagna arrivi al più presto per rifiatare. Immagino che vanno proprio sul Gran Premio della Montagna vinto dal corridore della Sinelli. Di chi si tratta? Si tratta appunto col numero 60 Santiago Santiago Buitrago Sanchez, per la precisione, per essere completi ovviamente anche con i nomi dei concorrenti stranieri. E qui appunto il drappello che arriva sfilacciato. Stiamo seguendo, era un po' in difficoltà la discesa ora di Nicola Vecchiarutti, che ha perso qualche metro, come dicevi aspettava solo il GPM per poter rifiatare in discesa, e adesso sta cercando appunto di riportarsi in scia. Sì, 53-11 in canna, abbiamo visto molto abile in discesa, anche prendersi dei rischi e sedendosi sul cannone. Ormai è una posizione che vediamo sempre di più dagli atleti perché permette di fare velocità più elevate, e adesso vediamo il ricongiungimento. È riuscito a sfruttare le sue abilità di discesista per riportarsi sul drappello di testa. E intanto sta iniziando a cadere, vedo, qualche goccia di pioggia proprio in questo momento sulla discesa, e quindi ora bisognerà prestare ancora più attenzione perché potrebbero trovare più avanti dei tratti umidi, dei tratti bagnati come questo appunto. Sì, pioggia che è caduta sulla strada che andranno a percorrere i corridori. Adesso vediamo proprio è aumentata brutalmente la pioggia e vediamo i corridori in curva, e adesso subito il drappello dei più immediati inseguitori. E vediamo adesso, questo sicuramente non aiuta sicuramente i corridori, li mette in difficoltà. La tappa la più lunga di questo giro internazionale della regione Friuli Venezia Giulia, bagnata ora dalla pioggia. Ora in testa Einer Augusto Rubio dell'Arancucine Veius, che scatta in questo momento. Vediamo appunto Einer Rubio, lo scalatore colombiano, lo scorso anno ha dominato la tappa del Matayur, ha lottato fino all'ultima tappa con Tadej Pogačar per la classifica finale. Oggi invece sta provando quindi a mettere il suo sigillo sul secondo Gran Premio della Montagna di Castelmonte, prima categoria anche questo Gran Premio della Montagna, con l'uomo del Matayur che adesso ha preso vantaggio.
piccolo atleta colombiano, però dalle gambe forti. Vediamo che sta spingendo il rapportone per fare velocità in questo tratto di falsopiano, e tra poco ci sarà anche il secondo Gran Premio della montagna, vinto proprio adesso da Rubio, corridore questo molto forte che proverà anche a giocarsi la maglia dei Gran Premi della montagna. Sì, sicuramente può ottenere questo obiettivo dopo questo passaggio. Vediamo comunque che il gruppo, o quello che ne rimane praticamente del gruppo, con le varie maglie, si è praticamente riportato sotto la testa della corsa, dietro Einer Rubio. Seguiamo ora Paolo Totò della San Gemini Trevigiani, corridore che l'anno scorso l'abbiamo sentito anche molto di più, aveva corso anche con i prof. Ricordo, non vorrei dire non vorrei confondermi anche alla Egueglia di averlo sentito in seconda posizione sul podio per il portacolori della San Gemini Trevigiani, che tutto solo si sta riportando sulla testa della corsa. Sì, uno dei corridori più esperti che abbiamo in gruppo. Sì, ha fatto podio diverse volte con i professionisti, perché ricordiamo che la sua squadra, la San Gemini MGK Vis, è una squadra continental che gli permette di partecipare a corse sia professionistiche che, come in questo caso, invece per dilettanti. Corridore esperto, passista, veloce e tiene anche in salita, come possiamo vedere oggi. E appunto Paolo Totò, però quest'anno abbiamo detto secondo all'Aigueglia, quest'anno invece un po' più sottotono la sua stagione, ma che però adesso nella tappa più dura di questo 55esimo giro internazionale della regione Friuli Venezia Giulia si è riportato sulla testa della corsa. Ed ecco appunto quindi che si va a formare il drappello. Vediamo appunto in prima posizione Kevin Colleoni. Ecco qui l'inquadratura sulla testa della corsa. Sì, inquadratura sulla testa della corsa, e abbiamo in prima posizione un atleta della Chambéry, proprio l'atleta che veste la maglia gialla, che in questo caso è coperta da una mantellina per proteggersi dalla pioggia. Abbiamo visto poi passare nell'ordine della Rancocine Veios Einer Rubio, che ha vinto il GPM, Francesco Di Felice. Ecco, andiamo poi a raccontare un po' i risultati anche di questo corridore, perché si è già col numero dorsale 119 si è ben distinto, classe 97. Sì, classe 97, già vincitore di 5 corse quest'anno, tra cui Pontedera, il Gran Premio Zamperoli Under 23, il Memorial Maffi, Somma Campagna, il Gran Premio di Caselle, poi Somma Campagna, campione regionale Veneto poi. Sì, numerose poi le sue top 10 quest'anno, ben 26 volte tra i primi 10, e anche 4 volte quinto, tra cui il mondiale di agosto, cioè quello di Capodarco, dove ha ottenuto un quinto posto meritato all'attacco. Ha provato anche a vincerlo scaricando il gruppetto di testa, poi ripreso nel finale, comunque ha ottenuto un buon quinto posto. E poi un secondo posto per concludere anche al Giro Under 23 con arrivo a Pescia e il Memorial Polese di inizio stagione. Questo Memorial quindi dall'inizio di stagione sono tantissimi piazzamenti per il portacolori della General Store. Ora intanto avete visto le immagini che passavano e vedono alla testa Mattia Bais del Cycling Team Friuli, che finite queste ultime asperità altimetriche di prima categoria adesso è lanciato a Gorizia. Eccoci qua signori sul rettifilo conclusivo, 2 giri al termine e ancora 2 salite da effettuare. San Floriano del Campo per la precisione, con il portacolori del Cycling Team Friuli in prima piazza, che adesso ha un vantaggio di 35 secondi, almeno questo era quanto dato da Radio Informazione, e ecco appunto con le immagini questo ci viene confermato. La seconda piazza è una maglia bianca, quella della San Gemini Trevigiani, Paolo Totò. Sì, Paolo Totò che tutto solo sta cercando di riportarsi su Bais alla testa. Comunque tutti e due corridori molto abili in pianura, e in questo tratto di salita Totò si rialza sui pedali per rilanciare l'andatura, ma dietro vediamo che il drappello dei più immediati inseguitori è lì, sono in maggior numero, possono
darsi cambi regolari e riguadagnare su Totò. E vedremo invece se Bice alla testa con un vantaggio maggiore riuscirà a mantenerlo fino all'arrivo. Ancora un circuito due volte da percorrere, 17 km e 500 metri, ancora è lontano il traguardo effettivo, anche se è un circuito dove si passa sempre e quindi hanno almeno l'incitamento del pubblico i corridori dopo la pioggia battente che praticamente da metà corsa in poi non li ha più lasciati soli. Maglia gialla coperta dalla mantennina nera, il numero lo si vede, il 141 di Clément Champoussin, in testa poi ancora Francesco Di Felice che era nella fuga iniziale, l'abbiamo visto subito all'attacco e è ancora lì davanti Francesco Di Felice che ha dato quindi dimostrazione di grande continuità, il portacolori della General Store. Sì, ricordiamo un'altra volta, 26 volte nei primi 10 quest'anno, quindi è un corridore che è sempre là davanti, si gioca sempre le corse, e 5 volte primo quest'anno, corridore molto veloce, quindi anche in un gruppetto come questo sicuramente potrebbe far bene. Ha sempre timbrato il cartellino, quindi per usare un gergo ciclistico. Intanto qui, come avete visto, il cartello che indica la località di San Floriano al Campo con la testa della corsa, Mattia Bice, che dopo la pioggia adesso può vedere qualche raggio di sole, può appunto quindi affrontare la prossima discesa con almeno non più la pioggia battente, e quindi però ancora ovviamente la strada è completamente bagnata, massima attenzione, potrebbe esserci quindi una fase ancora di vantaggio con 30 secondi di Mattia Bice, li può mantenere se dietro però continuano a collaborare. Sì, dietro devono continuare a collaborare perché in testa Bice sta facendo una bellissima prestazione, e pioggia che l'ha colpito fino a poco tempo fa, quindi possibilità anche le gambe sicuramente come quelle di tutti i partecipanti saranno indurite, lui che deve cercare di tenere alto l'andatura, infatti in questo momento di salita si rialza sui pedali per rialzare l'andatura, adesso transita sul Gran Premio della Montagna di San Floriano del Collio. E quindi l'ultimo passaggio, l'ultimo giro di San Floriano del Collio vede in prima posizione appunto Mattia Bice, che con 30 secondi di vantaggio può ancora quindi provare a mettere il suo sigillo alla terza tappa del G45esimo Giro Internazionale del Friuli Venezia Giulia. E adesso prima in fase di discesa, hai visto già il primo dosso l'ha saltato praticamente Mattia Bice. Sì, 30 secondi non sono molti per arrivare all'arrivo, sicuramente c'è la discesa e lui purtroppo dovrà prendersi qualche rischio in più dei suoi colleghi alle spalle per cercare di non perdere terreno. Andatura comunque molto alta, mani sul manubrio, cerca una posizione aerodinamica per arrivare il più velocemente possibile all'arrivo. Cerca anche una posizione più comoda possibile, cercando di avere meno pressione possibile sulle braccia, cercando di spingere il più possibile Mattia Bice, che però ora vede il suo vantaggio ridotto a una ventina di secondi proprio quando siamo addirittura d'arrivo verso Gorizia. Con Mattia Bice, adesso telecamera che si gira e ci mostra il vantaggio, ancora non si scorgono le sagome degli immediati inseguitori. Paolo Totò nel frattempo, Radio Informazione ci informa che è stato riassorbito da Clément Champoussin, la maglia gialla. Mattia Bice aveva un minuto di svantaggio, Clément Champoussin quindi ce la metterà tutta assolutamente per cercare di ridurre questo gap. Ha ancora 20 secondi, non è più maglia gialla, non è maglia gialla virtuale, però Mattia Bice non è un corridore da sottovalutare e Clément Champoussin lo sa bene. Sì, lo sa bene, quindi sta cercando di dare tutte le energie per riportarsi sulla testa della corsa proprio adesso che mancano 2 chilometri all'arrivo, quindi ci voltiamo con le immagini, ancora non vediamo i corridori, però stanno rinvenendo a velocità molto elevata.
Forte rimonta dietro, 18-17, sta calando il vantaggio di Mattia Bais, che ora si trova alla bandierina rossa dell'ultimo chilometro, gli ultimi 1000 metri, spinge a tutta, mani alte, sta cercando di fare più forza possibile, però attenzione, dietro no, c'è il rientro di Clément Champoussin, la maglia gialla, e poi vediamo anche la maglia verde, e poi di questo giro il numero 66, e poi intanto vediamo Francesco Di Felice, è un ottimo sprinter, può provare, quindi assieme contro Colleoni, contro Pelot. Queste sono i quattro componenti che si stanno riportando su Mattia Bais. Sì, Mattia Bais che ha fatto comunque una bellissima prova, ha cercato di sorprendere gli attaccanti e adesso siamo addirittura dell'arrivo. Viene ripreso proprio alle ultime centinaia di metri Mattia Bais, Cycling Team Friuli disdetta veramente per l'atleta di casa che ci teneva a ben figurare. Siamo prossimi agli ultimi 300 metri, volata lanciata da Clément Champoussin della maglia gialla che si alza sui pedali, tirerà praticamente lui la volata. Sì, tirerà lui la volata perché il suo obiettivo è quello di mantenere la maglia gialla. E attenzione a Di Felice, corridore molto veloce che si porta in testa. Sì, Francesco Di Felice in prima posizione per lui e non ce la fa, ed è Francesco Di Felice che vince a braccia alzate sull'arrivo di Gorizia per la terza tappa del Giro della Regione Friuli Venezia Giulia, e qui arriva con alcuni secondi di svantaggio un delusissimo Mattia Bais. Comunque una bella prova, vedremo se nei prossimi giorni avrà la possibilità di rimettersi in luce e di ritentare la vittoria di tappa. Ed ecco l'arrivo, Francesco Di Felice conclude i 177 km 500 in 4 ore 38 minuti e 50 secondi alla media dei 38-195. Secondo Simon Pelludo dell'IM, stesso tempo Kevin Colleoni della BS Carrera, quarto Clément Champoussin che ha perso praticamente 2 secondi, ma non ha praticamente ovviamente timore degli avversari che si trova dinanzi. Poi quinto Mattia Bais, arriva Paolo Totò e poi il gruppo con Mas, Radice e Tobias Bayer in 10ª posizione a chiudere la top 10. Le maglie, quindi andiamo anche a parlare delle maglie. Sì, maglia gialla che rimane sulle spalle di Clément Champoussin, maglia blu, ovvero quella della classifica a punti, sulle spalle di Simon Pelot, maglia verde dei Gran Premi della Montagna che va sulle spalle di Mattia Bais, che con una bellissima corsa riesce a portarsi a casa la maglia dei GPM, poi maglia rossa dei classifica dei traguardi volanti a Simon Pelot che veste anche la maglia blu, e maglia bianca, cioè classifica giovani, per Kevin Colleoni, BS Carrera. E quindi con Enrico Casparotto, che è sempre stato in nostra compagnia e ha seguito l'evoluzione di questo 55esimo Giro internazionale della regione Friuli Venezia Giulia, siamo alle premiazioni appunto con le maglie che vi abbiamo appena citato, e in un batter d'occhio siamo già alla quarta tappa. La partenza Forgaria nel Friuli, all'interno di questo comune, avete visto queste splendide immagini, si trova la riserva naturale del lago del Cornino, e fauna e vedete flora abbonda ovviamente in questa zona del Friuli, splendide veramente da osservare. Il bello del ciclismo è che non è uno sport statico e ci permette appunto di conoscere anche il territorio. Sì, è una bellissima occasione per far combaciare sport e anche pubblicità del territorio. Una cosa che i ragazzi, gli organizzatori del Friuli l'hanno capita alla perfezione e ne stanno sfruttando le occasioni che questa manifestazione permette loro. E questo è appunto il momento pre-gara dell'ultima tappa. Abbiamo sentito anche i corridori, c'è anche stanchezza. Nella tappa di ieri si sono ritirati in una trentina, già solamente nelle prime fasi, dovrebbero essere una quarantina invece in totale, coloro che si sono ritirati da questo giro internazionale della regione Friuli Venezia Giulia. Qui è stato complice anche il freddo che poi ci ha colpito la corsa, e la pioggia.
Sì, condizioni davvero critiche che si sommano alla durezza della tappa di ieri con tanti Gran Premi della montagna. Oggi, per la fortuna dei corridori, invece è una bella giornata che permette loro di riscaldare i muscoli, le ossa che ieri hanno sofferto parecchio. La tappa di ieri era la più lunga, era la più dura, ma anche oggi non c'è da scherzare. Andiamo a vedere, a conoscere quindi l'altimetria di questa tappa. Sì, tappa mossa che vede 3 Gran Premi della montagna con arrivo a San Daniele del Friuli. Sono 3 i Gran Premi della montagna, il primo di seconda categoria proprio a San Daniele del Friuli, il secondo di terza categoria situato nel finale di tappa a 123 km dalla partenza, quello di Susans, e l'ultimo, il più duro della tappa di oggi, un prima categoria al chilometro 131, quando si scollinerà e mancheranno 15 km alla conclusione per arrivare a San Daniele del Friuli. Monte di Ragogna sarà appunto l'ultimo Gran Premio della montagna per un complessivo di 144 km e 500 metri. Siamo intanto al 27esimo chilometro di gara, transitiamo di fronte al monumento che ricorda il luogo dove venne ucciso Ottavio Bottecchia, zone anche di importanza storica, quelle del Friuli, che appunto vogliono ricordare anche la figura di Ottavio Bottecchia, un tributo che ha voluto gli organizzatori del Giro appunto a questa storica nostra figura del ciclismo. E intanto appunto adesso stiamo procedendo subito, stiamo scendendo dalla tappa, dalla partenza appunto di Folgaria verso il Cornino. Ecco qua, primo traguardo volante di Meduno con Enzo Cainero che appunto sta visionando, e qui lo sprint, oddio non c'è proprio uno sprint, Maia Casillo Maserati. Sì, si tratta di Andrea Cazzotti che, seguito da un atleta della Dimension Data, stanno provando ad avvantaggiarsi sul gruppo per sganciare una fuga. Si sono trovati lì e Cazzotti ne ha approfittato per vincere anche il traguardo volante. Andrea Cazzotti, primo a Canosa di Puglia, primo alla 48esima Freccia dei Vini a Tortona, seconda a Cirie, terza a Borzagna, quarto a Ambrica Novarese. Questi sono alcuni risultati del portacolori diretto da Matteo Provini in ammiraglia qui al Giro Internazionale della Regione Friuli Venezia Giulia. E ora, dopo il traguardo volante di Meduno vinto da Andrea Cazzotti, con la nostra sintesi andiamo all'ultimo passaggio sotto al traguardo di San Daniele del Friuli al 117esimo chilometro di gara. Siamo con un drappello, andiamo quindi a conoscere coloro che si trovano nelle primissime posizioni a partire dal numero 45, prossimi al passaggio sotto il traguardo in questo frangente. Sì, col numero 45 abbiamo Stefan Rabitic del team Felbermerian Simpleon. Poi successivamente vediamo Nicola Venchiarutti, dovrebbe essere, eccolo qui, in punto che si sta riportando, e poi abbiamo visto anche la TCC, altri corridori che adesso stanno rinvenendo da dietro proprio in queste fasi di corsa, proprio mentre stiamo attraversando i vicoli di San Daniele del Friuli. San Daniele che oltre alle splendide vedute che abbiamo visto dall'alto con un bellissimo paese arroccato, è anche famoso per il San Daniele, appunto il prosciutto locale. Sì, prosciutto locale che personalmente vi consiglio molto, perché sono stato anch'io a San Daniele e non ho potuto evitare di assaggiare tutte le diverse stagionature di prosciutto e ve le consiglio. Sì, però diciamolo anche questo, Elia, sei stato a San Daniele ma per gareggiare, perché anche te hai corso e quindi hai potuto assaggiarle queste prelibatezze. Sì, ero anch'io lì per correre, però finita la gara con tutta la squadra siamo andati a fare un assaggino di prosciutto e mi è piaciuto molto, devo essere sincero. E ci sta ovviamente il momento ludico. Ora però torniamo alla corsa, perché scatenatissimo l'uomo del Mataiur, eccolo qua, Einer Rubio dell'Aran Cucine Beius, che in questo momento sta dettando l'andatura
proprio quando stiamo entrando nel gran finale, signori, del 55esimo Giro Internazionale della Regione. Mattia Bais, Cycling Team Friuli, Santiago, poi Buitrago Sanchez in terza piazza, sta cercando di rinvenire, e poi hai visto maglia gialla prontissima, Clément Champoussin. Sì, Clément Champoussin, come abbiamo visto in questo Giro del Friuli, è molto in condizione e in salita sembra quasi che giochi. Infatti lo guardiamo in volto, sembra rilassato, tranquillo, ha tutto il tempo e tutte le forze per gestire questo attacco di Einer Rubio, che ricordiamo è entrato in possesso di un biennale con il team Movistar dall'anno prossimo. È perfettamente in controllo Clément Champoussin e addirittura balza al comando di questo rappello davanti a Mattia Bais, che ieri era delusissimo. Si può consolare, diciamo così, con la maglia verde dei Gran Premi della montagna, però dopo la delusione oggi è ancora lì a tentare di lasciare il segno, il suo segno del Cycling Team Friuli qui proprio all'interno della regione Friuli Venezia Giulia. Quindi si va a formare questo quartetto al comando. Il loro vantaggio 25 secondi nei confronti del gruppo, un gruppo che comunque è particolarmente selezionato dalle salite che stiamo affrontando in questo momento. Vediamo appunto, continuano le immagini, Mattia Bais che si guarda, controlla, Clément Champoussin in prima posizione, Einer Rubio anche lui, e vediamo dietro alla spicciolata il CCC Development Team che adesso sta in questo momento cercando di riportarsi sotto a Santiago Buitrago Sanchez in questo momento e a Clément Champoussin appunto che si alza sui pedali. Sì, Mattia Bais che sta forzando l'andatura e sono tutti forti scalatori questi che vediamo qua davanti e l'andatura è molto elevata, vedremo come si evolverà la situazione. Vediamo appunto Clément Champoussin della Chambéry Cyclisme formazione in prima posizione, Mattia Bais in seconda, in completo controllo la maglia gialla del 55esimo Giro Internazionale della Regione Friuli Venezia Giulia, che mantiene sempre la prima posizione. E adesso Gran Premio della Montagna vinto da Mattia Bais, la maglia verde eccola qua che va a transitare e così conquista definitivamente la maglia verde dei GPM. Ma ancora siamo adesso in discesa, ci stiamo avvicinando a grandi passi verso il finale, siamo prossimi ai meno 10 km alla conclusione con queste prime fasi di discesa. 4 uomini al comando. Sì, discesa molto veloce, asfalto perfetto, l'organizzazione ha fatto un ottimo lavoro e vedremo se c'è qualche coraggioso che riuscirà a sganciarsi in discesa, però a vedere le immagini una discesa molto veloce e che non permette di avvantaggiarsi in modo consistente. Una partenza veloce che sta appunto, una discesa veloce volevo dire, che sta favorendo il gruppo, perché Radio Corsa ci informa adesso in questo momento che sono solamente a 20 secondi di svantaggio nei confronti dei fuggitivi, degli uomini al comando. Più in difficoltà in queste curve Santiago Buitrago Sanchez. Sì, ha perso qualche metro, però la testa della fuga è ancora lì e intanto abbiamo visto il cartello dei meno 10 km all'arrivo, quindi fasi di corsa che delineeranno chi potrà giocarsi la vittoria di tappa. Dietro riescono a fare velocità, mentre davanti adesso stanno per affrontare la parte tecnica finale di discesa che ci avvicina a San Daniele del Friuli, che adesso stiamo vedendo in queste splendide immagini appunto registrate nei vicoli appunto di San Daniele, con la splendida veduta dall'alto che ci mostra l'arrivo, il rettilineo d'arrivo poi dei corridori, che sono adesso in questo momento ai meno 8 dal termine. Continuiamo quindi con le immagini ora in diretta sulla corsa. Vediamo adesso Santiago Buitrago Sanchez che al termine della discesa si sta per riportare sotto. Oramai il ricongiungimento c'è.
Sì, sicuramente per questi metri che ha perso in discesa, che dovrà recuperare adesso, li pagherà secondo me. Potrebbe pagarli nel finale di corsa, ma perché ha avuto un dispendio energetico maggiore rispetto ai compagni di fuga. Intanto vediamo con le immagini un corridore della CCC che si sta riportando in modo prepotente sulla parte, i primi corridori della fuga. Vedremo, ha un rapporto molto lungo e tra pochi metri si ricongiungerà. È praticamente prossimo al ricongiungimento, ricordiamo anche che San Daniele del Friuli, per raggiungerlo abbiamo 850 metri di salita ancora. Non è classificata come Gran Premio della Montagna, però sono particolarmente duri, con le pendenze che sfiorano il 7-8% prima dell'arrivo finale, che porta appunto i corridori in centro, nella centralissima piazza di San Daniele. Ed eccoci appunto ancora in discesa, sempre con Aran, Cucine Veius, Einer Rubio, che adesso si volta, chiede collaborazione perché dietro è rientrato il portacolori della CCC Development Team, e anche dietro il gruppo oramai è solamente 15 secondi di svantaggio. Località San Giacomo Vile, in questo momento devono dare collaborazione davanti, perché altrimenti dietro rientrano. Sì, potrebbero rientrare. Comunque bella azione di Simon Trax della CCC, che ha avuto il coraggio di sganciarsi dal gruppo alle spalle dei fuggitivi e riportarsi in solitaria sulla testa della corsa, e adesso vedremo se in 5 riusciranno a riguadagnare sul gruppo che si trova molto vicino. Parte Mattia Bais, la maglia verde, in questo momento Clément Champoussin gli si riporta subito a ruota. Gli si porta subito a ruota e dietro vediamo che Rubio dal cambio non vuole chiudere in prima persona, e si tratta sempre del corridore della Cinelli, che purtroppo deve spendere energie per riportarsi in testa. Davanti nulla da fare. Mattia Bais si è voltato, ha visto la maglia gialla di Clément Champoussin che gli si è riportato subito a ruota, così come è avvenuto nella tappa di ieri con l'arrivo a Gorizia. Anche oggi Clément Champoussin va a rintuzzare anche questo attacco di Mattia Bais. In questo momento tornano tutti quanti compatti. Siamo prossimi a vedere appunto il cartello indicante 2 km alla conclusione, perché siamo agli ultimi 2500. Vediamo adesso il portacolori della CCC Development Team che si mette in testa a tirare il gruppo, sempre a una quindicina di secondi, con l'atleta di casa, vale a dire Giovanni Aleotti, che si sta muovendo. Questo è quanto ci arriva da Radio in Informazione, e adesso si sta riportando sotto. Adesso in questo momento con il gruppo ancora Clément Champoussin in prima posizione. Siamo prossimi ai 2 km alla conclusione. Sì, un vantaggio che potrebbe permettergli di arrivare all'arrivo, un momento fondamentale. Se perdono la collaborazione potrebbero perdere il vantaggio in pochissimo tempo. Località Pignano, intanto non c'è più collaborazione, si sono anche parlati in questo momento Mattia Bais e Clément Champoussin per dirgli insomma che cosa stiamo facendo. Ci andiamo a ricorrere dietro il gruppo, è in forte rimonta. Ricordiamo che comunque i corridori non hanno le radioline al seguito, infatti adesso il gesto appunto di Mattia Bais a Clément Champoussin gli chiede collaborazione. Sì, gli chiede collaborazione, non hanno le radioline, quindi non sanno neanche bene loro come si sta evolvendo la situazione alle loro spalle. Intanto siamo a 2 km dall'arrivo, è un tratto in sottolato che ci riporta verso il centro di San Daniele del Friuli. Eccoci appunto, siamo nelle fasi conclusive. Oramai le maglie sono quelle lì. Mattia Bais, Gran Premio della Montagna conquistato, messo in cassaforte. La maglia gialla di Clément Champoussin, salvo clamorosi colpi di scena, è praticamente anche per lui in cassaforte, mentre poi per quanto riguarda le maglie rosse, verdi e bianche, poi sono la bianca per sempre in casa Chambéry, e poi ovviamente dopo le maglie dei traguardi volanti con l'ultimo passaggio di Cacciotti potrebbe essere cambiata. Attendiamo ovviamente l'ufficialità, che ci arrivi l'ufficialità per anche la maglia dei Gran Premi, dei traguardi volanti, e poi ovviamente andremo con il finale negli ultimi
negli ultimi metri, che torna in saliscendi con l'arrivo di San Daniele del Friuli, gremito già di gente più che mai, e che attende la corsa. Attende la maglia gialla di Clément Champoussin, e poi abbiamo visto Santiago Buitrago Sanchez, Mattia Bais per quanto riguarda si tratta della maglia verde, e poi abbiamo detto Simons Track della CCC Development Team. Questi sono i corridori in testa. Ecco adesso il cartello organizzativo che indica l'ultima salita, l'ultima asperità di giornata, che riporta in centro a San Daniele del Friuli, e vediamo aperti lungo tutta la sede stradale. Sì, manca davvero poco all'arrivo, siamo alla fine di questo Giro del Friuli, le ultime energie devono essere giocate qui nell'ultimo chilometro. Bandierina rossa, Flamme Rouge per i corridori fuggitivi. Clément Champoussin sui pedali in questo momento, gli risponde subito Santiago Buitrago Sanchez, la pendenza qui arriva all'8%, e poi vediamo dietro il portacolori dell'Arancucine Veius, Einer Rubio, che si va ad affiancare a Santiago Buitrago Sanchez. Anche Mattia Bais è lì in lotta ancora, perde qualche metro invece Track per quanto riguarda la CGC dietro il gruppo. Eccolo che spunta, erano 15 secondi, siamo ancora lì, una dozzina di quelli di vantaggio sul grosso del plotone. È una sfida veramente al cardiopalma, pronti per il finale. Sì, pronti al finale, e adesso manca davvero poco, tra un po' la strada tornerà nuovamente a salire, vedremo se qualcuno avrà una marcia in più e proverà a fare la differenza in quel tratto. E vediamo appunto, siamo alle ultime centinaia di metri ormai, ultimi 500 metri di corsa per il 55esimo Giro internazionale della regione Friuli Venezia Giulia. Vediamo in prima posizione Santiago Buitrago Sanchez, Mattia Bais in seconda, e poi ancora prova a rinvenire Track della CCC Development Team, 300 metri. Sprint praticamente lanciato alle ultime rampe. Clément Champoussin cerca di rinvenire sulla destra del teleschermo, 200 metri. Ancora in prima posizione vediamo l'Arancucine con Einer Rubio e ancora Clément Champoussin. Sono affiancati spalla a spalla sull'ultima curva. Sanchez invece perde qualche metro sul finale. Clément Champoussin in prima posizione, vince Clément Champoussin della Chambéry Cyclisme Formation, maglia gialla, vince, trionfa all'ultima tappa di San Daniele del Friuli. Che vittoria quella del portacolori della Chambéry Cyclisme. Giovanni Aleotti regola il gruppetto dietro in questo momento, e vediamo tutti quanti arrivano alla spicciolata sul ciottolato di San Daniele, con anche la maglia della General Store, con Francesco Di Felice che va a tagliare il traguardo in questo momento, e poi via via anche tutti gli altri concorrenti che arrivano in queste fasi di corsa, e gli applausi che si dilungano ovviamente per gli arrivi. Una maglia gialla che mette quindi il suo sigillo finale al Giro della regione Friuli Venezia Giulia. Sì, l'abbiamo visto proprio ancora lucido negli ultimi metri, è riuscito a impostare la curva, l'ultima curva all'interno, quindi a prendere anche un vantaggio sui suoi concorrenti e a vincere così lo sprint. E ordine d'arrivo che, oltre a Clément Champoussin in prima posizione, vede i 145 km coperti in 3 ore, 12 minuti e 31 secondi a una media di 48 km all'ora. Con le immagini siamo su il Rosso di Buia, Alessandro Le Marchi e Enrico Gasparotto, che abbiamo visto anche ieri. Adesso vediamo il podio con Clément Champoussin, Simon Trax secondo, terzo Einer Rubio, Aaron Veius, quarta posizione per il bravissimo Mattia Bais del Cycling Team Friuli, quinto Santiago Buitrago Sanchez, Team Cinelli, sesta posizione, un pelo staccati dai fuggitivi, abbiamo Giovanni Alleotti, Cycling Team Friuli. A seguire Eugenio Tonic, Simone Ravanelli, Simon Pellò e Giacomo Garavaglia della Colpac, che chiude la top 10 della quarta tappa del Giro della regione Friuli Venezia Giulia. Le maglie di Clément Champoussin della Chambéry Cyclisme Formation, e poi così anche con la maglia blu, maglia verde a Mattia Bais, rossa a Mathis Grosli, che lo abbiamo visto soprattutto pimpante in fuga nella seconda tappa, maglia bianca a Kevin Colleoni. E con queste immagini concludiamo la nostra sintesi del 55esimo Giro internazionale della regione Friuli Venezia Giulia. Da un saluto quindi da Leonardo Metalli
ed Elia Battistini. E ovviamente l'appuntamento lo rinnoviamo all'anno prossimo, 56esima edizione.